Abbiamo scelto di aprire un percorso all'Assemblea di discussione e di confronto per chiedere un mandato chiaro. Serve chiudere il contratto, ma serve avere proposte convincenti. Nelle assemblee ai lavoratori stiamo chiedendo di sostenere le proposte del sindacato e dell'RSU per arrivare a una chiusura. Se non ci sarà un cambio netto e serio, una questione salariale urgente che hanno i dipendenti del Comune di Venezia, per noi non potrà esserci nessun contratto decentrato. I sindacati non mollano dopo l'interruzione delle trattative con l'amministrazione comunale in merito al contratto decentrato. 15 le assemblee organizzate con l'obiettivo di condividere i punti raggiunti fino ad oggi e formulare una controproposta complessiva all'amministrazione, il cui atteggiamento è ritenuto, dicono, inqualificabile. Se non si riuscirà ad arrivare a un nuovo contratto, a una firma, la mobilitazione sarà inevitabile e non potremo escludere nessuna forma di lotta. Vari gli argomenti sul tavolo: la distribuzione delle performance organizzative e individuali, la produttività media da distribuire a 1.500 euro lordi, mobilità interna del personale e molto altro. Noi chiuderemo le assemblee entro al massimo la metà di febbraio, nelle assemblee i lavoratori voteranno, quindi raccoglieremo centinaia di voti per dire all'amministrazione una sola cosa: serve un contratto che metta al centro diritti e salario. Senza queste prerogative non c'è alternativa che bloccare la macchina comunale e riprendere un conflitto che non serve alla città e non serve ai lavoratori.